Rugby House. Colori rosso-blu e bianco-neri, il derby tra Petrarca Padova e FMCZ Rugby Rovigo Delta. È il derby numero 145. I rosso-blu sono primi nella classifica e il Petrarca Padova al terzo posto. I padroni di casa schierano Mercier, estremo, la linea di tre quarti con Acuna, Alessandro Chillon, Bertetti e Sprague. La mediana con Walsh e Travagli. Terza linea, Galatro, Palmer e Barbieri. Seconda linea, Tveraga Sutto e i piloni della prima linea con Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. Il Rovigo invece schiera l'estremo Stefan Basson, poi la linea dei tre quarti con Calanchini, Pace, Van Niekerk e Bacchetti. La mediana, German Bustos e Michele Zanirato. La terza linea con Guzman, Lubian e Persico. Seconde linee, Montariol e Reato. Infine la prima linea con Golfetti, Mahoni e Milani. 13° minuto, ancora una rimessa laterale, questa volta è il Rovigo che lancia nella metà campo ospite. Tommaso Reato svetta e recupera due mani. Rovigo con raggruppamento in piedi e con sempre Capitan Mahoni che comanda la giocata e riesce a guadagnare 10 metri con la spinta del pacchetto. Attenzione, il Petrarca in difficoltà su questa percussione del Rovigo. Palla ancora sul lato chiuso, gestita dal reparto degli avanti del Rovigo. Pallone gestita ancora dagli avanti che giocano una terza fase sempre vicino al pacchetto a guadagnare altri 2 metri. Di nuovo Tommy Reato a spingere, a pestare sui piedi, guadagnare un altro metro. Rovigo che insiste col pacche, ormai sono 30 metri di carrettino rifilato al Petrarca. Palla fuori, Aaron Persico, altri 2 metri, Rovigo piano piano si avvicina alla linea di meta. Bustos, Van Niekerk dentro per Bacchetti, placato da Walsh. Rovigo comunque c'è vicinissimo all'azione, attenzione, riparte Calanchini come una terza linea, pallone per Van Niekerk, arriva Bacchetti da giocare questa palla da mediano di mischia, se ne va Bacchetti, arriva Basson e dentro con gli avanti Tommaso Reato, Badaban, altri 2 metri guadagnati, il Rovigo al largo con una nettissima superiorità numerica, Persico ed è meta del Rovigo, splendida, bellissima azione con Montariol, è andato a marcare la meta in bandierina, una meta con una tripla superiorità numerica a sinistra dopo 3 fasi meravigliose del Pacchero di Gino. Da rimessa laterale con Luke Mahoney e Tommaso Reato hanno eseguito un drive estenuante che ha guadagnato 20 metri e poi altre 3 fasi con il pack per aprire a destra e poi di nuovo a sinistra. Ci prova molto angolato German Bustos a tentare la trasformazione. Centra i pali, 7-0 per il Rovigo dopo 15 minuti di gioco. E dunque dopo il drop fallito all'8° minuto Ludwig Mercier tenta di centrare i pali con questo calcio di punizione e la palla attraversa l'H e dunque primi 3 punti del match per i padroni di casa del Petrarca Padova grazie a questo penalty realizzato dall'estremo Mercier. E quindi al 26° minuto ecco inquadrato l'estremo francese Ludwig Mercier che la posizione più agevole della precedente centra i pali e dunque accorcia ulteriormente le distanze. Petrarca Padova 6, FMCZ Delta Rugby Rovigo 7. Ancora un gioco a terra, ora partenza da parte di Barbini. Quarta fase, Walsh tenta il drop. E attenzione, la palla centra i pali ed è in sorpasso. Splendida iniziativa del mediano d'apertura di Sydney, Timothy Walsh. 35° minuto, opportunità per il Petrarca di incrementare il punteggio, il divario ai danni del Rovigo. Ci riesce Ludwig Mercier, altri 3 punti e fa 12 per il Petrarca Padova. E quindi all'inizio dell'overtime del primo tempo, pallone vinto in rimessa laterale dal Rovigo, parte adesso, attenzione Montariol, palla sfugge in avanti, la palla, l'arbitro non è in hall, torna sulla propria decisione e assegna la meta a Jeff Montariol. Straordinaria partenza del seconda linea del Rovigo, da seconda fase dopo che Tommaso Reato aveva conquistato il pallone e sfruttando una
cattiva chiusura delle guardie tutte nere attorno al raggruppamento, ha trovato il varco e allungando il braccio è andato a marcare la meta sulla linea. Seconda meta personale di Jeff Montariol e dunque parità 12-12. Ci prova naturalmente il mediano d'apertura Bustos a trasformare la meta del numero 5 del Rovigo per poter chiudere il primo tempo in vantaggio. Così è. Il Rovigo va negli spogliatoi in vantaggio per 14-12. Il Rovigo vince con Reato questa rimessa laterale. Ancora una volta un pacchetto offensivo. Sguscia fuori Mahoney con la palla in mano. Bada banghete su Ludwig Mercier che viene scaraventato a terra come fosse Don Lurio. E poi c'è penalty per il Rovigo che l'arbitro Rainal assegna. Vantaggio. Bustos tenta l'intervallo, Montariol, Pace, trova il buco, viene placcato miracolosamente da Alessandro Chillon e quindi questo placcaggio di Chillon determinante ad evitare una sicura meta da parte di Samuele Pace per il Rovigo. 11° minuto del secondo tempo, dunque si ritorna sul punto della penalità segnata da Rainal. German Bustos prova a capitalizzare al piede, ci riesce, 3 punti per il Rovigo. Possibilità di Ludwig Mercier di centrare i pali da una distanza agevole, pallone passa dentro all'H dei pali e accorcia le distanze Petrarca. E dunque partita ancora incertissima, in bilico nel risultato, anche se il Rovigo veramente ha avuto delle ghiotte opportunità di meta in questo primo tempo. E attenzione, palla recuperata da Capitan Mahoney e adesso non ce n'è per nessuno! Non ce n'è per nessuno! Col capitano Incredible Luke è andato a fare una meta eccezionale su un pallone sfuggito a Nicolas Galatro per la pressione di Andrea Bacchetti ed è la terza meta per il Rovigo. Un colpo che potrebbe uccidere un toro, questa meta dei rossoblù. E arriva anche la trasformazione di German Bustos, il Rovigo a +9. Quindi situazione completamente invertita. Lancio a fondo touche sull'ultimo blocco Jeff Montariol, dentro Ravalle con uno splendido peel-off ed ecco il Rovigo ancora con il possesso di palla, ci prova con il pacchetto di Mischia a sfondare, è di là della linea di meta, ma l'arbitro comanda la meta! È la meta! È la meta del Rovigo! Il pack del Rovigo con il capitano Luke Mahoney ha segnato la quarta meta e questa è una meta veramente umiliante per il pack del Petrarca, che da una possibile marcatura è stato costretto a ritornare in difesa e non ce l'ha fatta a rintuzzare questo schema da rimessa laterale. 31esimo, c'è anche la trasformazione di German Bustos, altri 2 punti nel tabellino del Rovigo. Petrarca gioca tutto ora con Bortolussi, dall'altra parte per Sprague, difesa del Rovigo, però è ancora in possesso il Petrarca. Attenzione, ora Zorzi si fa prendere in castagna dal mediano, dalla trequartiala del Petrarca, arriva ancora una palla conquistata dal Rovigo nel gioco a terra. Praticamente in grossissima difficoltà ora la squadra di casa che fatica a mantenere anche il possesso di palla. Attenzione, la pressione, ancora Pace, la palla viene affidata a largo su Barrion, ma per fortuna Warren Sprague stava tornando indietro e salva ancora un pallone incredibile, però poi c'è un trattenuto a terra e dunque penalty per il Rovigo. Possibilità per il gentiluomo di Mendoza, German Bustos, di mettere altri 3 punti nel tabellino. Così è. E a questo punto, con pochi minuti da giocare, punteggio del Rovigo avanti 34-17. L'iniziativa di Pietro Travagli non è andata a buon fine, comunque l'arbitro comanda una mischia ora per l'introduzione proprio di Pietro Travagli per il Petrarca. Forse c'è una spinta irregolare in questa fase, comunque chiaro il possesso del Petrarca, crolla il pack da parte del Rovigo, forse c'è la meta tecnica che l'arbitro Rainal ha assegnato al Petrarca. Meta tecnica per l'ennesima irregolarità dei rodigini, drop poi di Mercier e dunque meta tecnica per il pack del Petrarca. Ultima azione del match con Travagli che scarica su Alessandro Chillon, placcato da Pace, poi la palla in corridoio esterno
pallone ancora messo giù dalla difesa del Rovigo, che poi vanno a tritare letteralmente il pack nero-verde nel gioco a terra. La partita finisce, il Rovigo distrugge il Petrarca Padova qui al plebiscito con una prestazione superba, vince con il bonus per le 4 mete realizzate, 5 punti, rimane capolista, non ha mai dato l'impressione di subire le iniziative dell'avversario, vince meritatamente questo derby numero 145.